Siamo sull'altipiano di Naz. Oggi faremo un'escursione circolare che dal centro dell'abitato di Naz, vicino a Bressanone, e attraversando la gola del Rienza, ci farà arrivare fino a Castelrodengo, per poi fare ritorno. Ora Stefano vi mostrerà in dettaglio tutto il percorso che andremo a fare. Adesso noi ci troviamo a Naz. Scendiamo per il sentiero 4 fino al ponte sulla Rienza, passiamo il torrente e arriviamo al maso Niederst. Saliamo poi sempre per il 4 al Kreuzstolks, saliamo, passiamo per Spises, arriviamo a Rodengo Villa, passiamo vicino al castello di Rodengo, scendiamo di nuovo per passare il Rienza, poi andiamo a Fiumes e da Fiumes rientriamo a Naz. Ok, siamo pronti e partiamo, seguiamo il sentiero numero 4. In 30 minuti dovremo essere al ponte sul Rienza. Siamo arrivati al ponte sul Rienza, ora lo attraversiamo e poi continuiamo il nostro percorso verso i masi. In questo punto seguiamo ora il sentiero 4A in direzione Maso Niederst. Fatta, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati al Maso Niederst, magnifico posto, super tranquillo. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro percorso. Abbiamo lasciato il maso e adesso ci dirigiamo verso Kreuzstolk, una cappella. Siamo arrivati alla cappella. La cappella fu eretta nel 1676 in ricordo del ritrovamento di alcuni bambini smarriti. Prendiamo il sentiero 1, direzione Rodengo, prossima località Spises. Siamo appena passati da Spissa ed ora seguiamo il sentiero 5A per Villa.
siamo arrivati a Villa e adesso proseguiamo verso il castello di Rodengo, che potete vedere là in fondo, e facciamo una piccola visita all'esterno. Ad oggi Castel Rodengo è di proprietà privata, quindi le visite al suo interno vengono effettuate soltanto su prenotazione e con gruppi di almeno 15 persone. Dopo questa breve sosta, da Villa prendiamo il sentiero 1 verso Naz e abbiamo ancora un'ora e mezza di cammino. Abbiamo oltrepassato l'abitato di Fiumes ed ora, camminando fra questi splendidi meletti, tra poco arriveremo a Naz. Concludiamo il nostro video davanti a questo piatto stuzzicante del Maso Walderhof. Oggi abbiamo fatto proprio una bella escursione, immersi in una natura fantastica e visto dei paesaggi davvero meravigliosi. Noi consigliamo di fare questa escursione nei periodi meno caldi, quindi primavera e autunno, e di avere una gamba allenata, sia per la lunghezza che per il dislivello. Ora, da Naz vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!